Il rinfrescamento e la pioggia sono il sipario sulla stagione estiva 2013, il consuntivo turistico ad Agrigento, il videogiornale in alcuni alberghi della città. Gloria Scafè. La crisi c'è, ma inizia a influire meno sulle vacanze degli italiani. Nonostante la stagione estiva abbia peccato di condizioni climatiche incostanti, non ha risparmiato di far registrare un aumento del turismo. Infatti, non solo è stato rilevato tale aumento, ma a detta di Federalberghi, nel periodo da gennaio ad agosto, per la prima volta nella storia moderna delle rilevazioni statistiche negli alberghi del bel paese, hanno soggiornato più clienti stranieri, 50,3%, che italiani, 49,7%. È un risultato storico, lo ha dichiarato il presidente della federazione Bernabò Bocca. Questo naturalmente è un dato che riguarda il livello nazionale, ma scopriamo nell'Agrigentino che dati sono stati registrati. Posso vivamente confermare questi dati. Abbiamo avuto circa un incremento del 7% proprio della clientela straniera, soprattutto del mercato statunitense, a seguire quello inglese, francese e così via. Un bel mercato e secondo me anche dovuto alla crisi medio orientale, dove ha dirottato ovviamente tutti quelli che erano i vacanzieri del Medio Oriente. In base a quello che sta succedendo si sono dirottati verso le isole, insomma la Sicilia in tutto ciò ne ha avuto sicuramente un vantaggio, però vi posso confermare che su Agrigento c'è stato veramente un ottimo mese di agosto. Si è trattato di un turismo mordi e fuggi o diversamente un turismo più prolungato? Devo dire che quest'anno abbiamo avuto anche a livello proprio di prolungamento, qualche giorno in più su Agrigento si è fatto. È andata molto forte anche quello che è stata la scala dei turchi, che pian piano si va veramente riscoprendo. C'è una buona pubblicità su quello che è il patrimonio dell'UNESCO, quindi anche quello è un grosso punto di forza per la città di Agrigento. La crisi c'è, ma sembra influire meno sulle vacanze degli stranieri e sulle vacanze degli italiani. Diciamo che la stagione turistica ad Agrigento ha avuto una piccola ripresa, quindi dei segnali positivi che non possono sicuramente essere considerati trascurabili. I dati che sono stati diffusi recentemente parlano di un sorpasso degli stranieri sugli italiani, che però insomma, ad Agrigento è ben lontano dall'avvenire. Ad Agrigento comunque arrivano principalmente gli italiani, in parte anche gli stranieri, certo, però si può dire che la maggior parte sono del nord Italia e del centro. C'è una buona fetta di siciliani, che sono quelli che non hanno bisogno di prendere l'aereo e quindi insomma, per fare anche una vacanza un po' più cheap si spostano all'interno della Sicilia, che comunque è bellissima, e poi ci sono gli stranieri. Si può parlare di un turismo mordi e fuggi o di un turismo più prolungato per questa estate? In estate il turismo è sempre un po' meno mordi e fuggi, la Valle dei Templi viene sempre vista per mezz'ora, dopodiché ci sono degli attrattori fortunatamente come la Scala dei Turchi, quest'anno un po' anche Punta Bianca, devo dire c'era gente che voleva vedere anche quella, e quindi abbiamo avuto dei soggiorni sicuramente un po' più prolungati, 4 giorni anche la settimana, che è l'obiettivo. Chiaramente è una cosa molto stagionale perché il mare induce a trattenersi una settimana solo in estate, in inverno si ritorna al giorno, alla mezza giornata insomma, di permanenza. A fronte di un complessivo incremento di pernottamenti negli alberghi, il giro d'affari nel 2013 subirà una flessione quantificabile al momento almeno in un meno 8% in conseguenza della flessione dei prezzi. È la stima di Federalberghi che segnala anche un calo dell'occupazione. Da gennaio ad agosto segna un meno 4,5%.